Quarta corsa, ancora puledri di 3 anni, sono 12 dietro l'autostart, diversi debutti. 1 Dragster Pink, 2 Dragonfly di Sole, 3 Damiso SL, 4 Diablo GV, 5 Darling Lady, 6 Dolce Nap SM. Seconda linea 7 Jacobin Normand, 8 Dianora Sun, 9 Desio, 10 Dancer of Dancer, 11 Dollaro Light, 12 Daylight LG. Favori netti per Desio, debuttante di Alessandro Gocciadoro, ottima qualifica a Milano. Macchina che accelera. Partiti in questo momento con tentativo subito numero 4 Diablo GV di Damiso SL squalificato. di assumere il comando, la squalifica invece per Diablo GV, sfila Damiso Numero 10 SL, Dancer of Dancer parte veloce dalla squalificato. seconda fila Desio che raggiunge Dragster Pink in seconda posizione e tenta di avvicinare anche Damiso SL che intanto ha preso vantaggio. Desio si può sistemare in seconda posizione e lo fa dopo 400 metri di gara completati in 34, in vantaggio dunque l'allievo di Roberto Vecchione. Desio si è sistemato in scia, poi Dragster Pink in terza posizione, esce però Desio per anticipare l'avanzata di Dolce Nap SM, 600 che se ne vanno in 46,5 davanti alle tribune. Primo passaggio con l'attacco di Desio a Damiso SL, i due lottano seguiti da Dolce Nap SM che copre e supera Dragster Pink, si trascina Dollaro Light, intanto un parziale in 15,3 davanti alle tribune, ma rimane in vantaggio Damiso SL su Desio che sempre al suo esterno, a contatto cerca di restare anche Dolce Nap SM, gli altri hanno perso contatto, chilometro che se n'è andato in 1,17,5. Insiste Desio all'esterno di Damiso che replica contatto e Dolce Nap SM, 400 alla conclusione, parziale ora in 15 secco con Damiso che si difende da Desio, i due alle prese, più indietro Dolce Nap SM, gli altri lontani, completamento della curva finale, ultimi 200 metri di gara. Si presenta in vantaggio ancora l'allievo di Roberto Vecchione, insiste però Desio a centropista, i due alle prese a 100 dal palo, attacco deciso di Desio, si difende Damiso, insiste Desio, ultime battute con Desio che passa e vince, secondo posto per Damiso, mentre al terzo chiude Dolce Nap SM, 1,16,3 con 30 secco a chiudere, bel debutto di Desio che conferma l'ottima prova di qualifica milanese, 1,15,5 a Milano, 1,16 qui all'Arcoveggio. Nella corsa di debutto partendo dalla seconda fila con gran parte del percorso scoperto all'esterno. Desio, Alessandro Gocciadoro al raddoppio in giornata, vince per conto di Gianluca Morghese.